Con Marco Seibessi, presidente della ICICOP, quest'oggi evento qui allo Stadio Friuli per un'assemblea riguardante il bilancio. Per voi essere qui allo Stadio Friuli non è una cosa assolutamente banale, visto che alle nostre spalle ci sono anche dei lavori in corso. E che lavori di ammodernamento dell'impianto? Sì, quest'anno, visto in occasione del nostro cantiere, insomma, che è un cantiere il più grosso, insomma, più importante dell'azienda, abbiamo deciso di fare questo evento dell'approvazione dell'Assemblea di bilancio qui allo Stadio Friuli, per poi permettere a soci e dipendenti della nostra società di vedere sia il mondo udinese, ma anche di ammirare e passeggiare nel cantiere della ICI. E a proposito di bilancio, a colpo d'occhio com'è il bilancio che vedete con i vostri occhi? Perché insomma la struttura sta crescendo, noi ne raccontiamo i progressi ed è veramente molto molto bello. Sì, direi che con tantissime difficoltà, perché ovviamente un'opera del genere, con il svolgimento del campionato scorso e quello che inizierà agosto-settembre, fare un'opera del genere non è così banale, no? Quindi stiamo procedendo, diciamo, con soddisfazione di tutti, anche della proprietà. E dovremmo riuscire a mantenere quelli che sono gli obiettivi che ci siamo, diciamo, prefigurati per la consegna della curva nord e dei distinti, e dopodiché ci sarà l'ultimo pezzo che è ancora in fase strutturale della curva sud. Quanta soddisfazione c'è nel sapere che insomma c'è la vostra mano in questo progetto, che è comunque un progetto anche molto atteso dalla tifoseria, oltre che dal patrono Giampaolo Pozzo? Beh, la soddisfazione è immensa, prima di tutto perché siamo un'impresa della regione e quindi siamo orgogliosi di essere, diciamo, i primi attori di questo importante lavoro, che sembra che ci saranno poi gli sviluppi in tutto il territorio nazionale, perché ne parlano in altre società di calcio. Perché è una procedura diversa dal solito, dove un privato costruisce uno nuovo stadio, che comunque poi dopo, alla fine dei 99 anni, rimarrà pubblico, no? Quindi per noi cioè, è un orgoglio veramente grandissimo, oltre che di immagine, perché insomma speriamo che ci facciano fare, ci chiamino per fare altri stadi. Un orgoglio anche perché insomma questo, a parte quello della Juventus, è un po' il secondo gioiello, quindi essere arrivati prima e dare anche lavoro comunque al territorio è una mission importante, quella dell'Udinese Calcio. Sicuramente sì, qui lavorano parecchie maestranze, perché oltre alla ICICOP ci sono, non so, per citarne, c'è la Cimolai, la Presystem di Basigliano, ci sono parecchi fornitori, la Breda, ci sono parecchi anche, diciamo, subappaltatori che fanno le pose della regione, quindi diciamo che ha un indotto notevole sul territorio. Un'ultima battuta, immagino anche che magari uno degli eventi più attesi sarà anche quello dell'inaugurazione poi del nuovo Friuli, magari qualche prima partita vi aspettiamo anche per questo, che insomma credo vorrete vedere anche lo stadio alla prova, ecco. Speriamo soprattutto che l'Udinese riesca a creare, a formare una squadra che possa portare con orgoglio, insomma, i colori bianconeri, perché insomma io poi personalmente sono un tifoso di Udinese da una vita, e quindi per me è una doppia soddisfazione, insomma, quello di costruire il nuovo stadio. Oltre che dal patrono Giampaolo Pozzo. Beh, la soddisfazione è immensa, prima di tutto perché siamo un'impresa della regione e quindi siamo orgogliosi di essere, diciamo, i primi attori
di questo importante lavoro che sembra che ci saranno poi gli sviluppi in tutto il territorio nazionale, perché ne parlano in altre società di calcio, perché è una procedura diversa dal solito, dove un privato costruisce uno nuovo stadio che comunque poi dopo alla fine dei 99 anni rimarrà pubblico, no? Quindi per noi è un orgoglio veramente grandissimo, oltre che di immagine, perché insomma speriamo che ci facciano fare, ci chiamino per fare altri stadi. Un orgoglio anche perché insomma questo, a parte quello della Juventus, è un po' il secondo gioiello, quindi essere arrivati prima e dare anche lavoro comunque al territorio è una mission importante, quella dell'Udinese Calcio. Sicuramente sì, qui lavorano parecchie maestranze, perché oltre alla ICICOP ci sono, non so, per citarne, c'è la Cimolai. Stiamo procedendo, diciamo, con soddisfazione di tutti, anche della proprietà. E dovremmo riuscire a mantenere quelli che sono gli obiettivi che ci siamo, diciamo, prefigurati per la consegna della curva nord e dei distinti, e dopodiché ci sarà l'ultimo pezzo che è ancora in fase strutturale della curva sud. Quanta soddisfazione c'è nel sapere che insomma c'è la vostra mano in questo progetto, che è comunque un progetto anche molto atteso dalla tifoseria. Con Marco Seibessi, presidente della ICICOP, quest'oggi evento qui allo Stadio Friuli per un'assemblea riguardante il bilancio. Per voi essere qui allo Stadio Friuli non è una cosa assolutamente banale, visto che alle nostre spalle ci sono anche dei lavori in corso. E che lavori di ammodernamento dell'impianto? Sì, quest'anno, visto in occasione del nostro cantiere, insomma, che è un cantiere il più grosso, insomma, più importante dell'azienda, abbiamo deciso di fare questo evento dell'approvazione dell'Assemblea di bilancio qui allo Stadio Friuli, per poi permettere a soci e dipendenti della nostra società di vedere sia il mondo udinese, ma anche di ammirare e passeggiare nel cantiere della ICI. E a proposito di bilancio, a colpo d'occhio com'è il bilancio che vedete con i vostri occhi? Perché insomma la struttura sta crescendo, noi ne raccontiamo i progressi ed è veramente molto molto bello. Sì, direi che con tantissime difficoltà, perché ovviamente un'opera del genere, con il svolgimento del campionato scorso e quello che inizierà agosto-settembre, fare un'opera del genere non è così banale, no? Quindi